Bella raga, ciao a tutti dal Cupendole Veneziano, siamo sullo Track Simulator ragazzi, tappa di oggi. Siamo qua a Stoccarda, siamo in una cava di merda, siamo a Stoccarda, a Stuttgart. E dobbiamo andare a Padova ragazzi, a Padova. Bisogna capire come cazzo uscire di qua, che non sarà un'impresa proprio semplicissima. Dobbiamo portare dei tubi grandi a Padova, sono 713 km, viaggetto abbastanza lungo. Vai manovrona, ok. Sono le 18.35 e devo arrivare entro domenica alle 14. Entro lunedì alle 14, scusate. Sì, vediamo se è così. Entro lunedì alle 3, ok. Ok, raga. Prima pioveva, sono venuto qua a prendere il rimorchio, adesso per fortuna ho sbagliato. Ho, ho sbagliato, rara. Ho sbagliato, la la. Qua devo andare, devo girare di qua. Vai. Sempre complicato uscire dalla cava. Flintstones, le caverne, na 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 na, badu. Vieni sulla loro cabriolet. Ok. È un viaggetto bello lungo, è questo. 713 km dalla Germania all'Italia, così andiamo a scoprire anche Padova che ci manca. Mamma mia che fatica che fa, dai. Sali, sali amore, sali. Senti come sale. È bello solo se ci sei tu, Chapeau. Sotto questa luna, dimmi cosa pensi di me. Che sei una merda, inequivocabilmente merda. Che fatica che fa ragazzi. Mamma mia, abbiamo un'autonomia di 2058 km. Tutto rego, bene, frego. Molto bene Kuma. Molto bene Kuma. Vai Kuma, vai. Solo una piccola stradina di montagna. Niente di pauroso, però tanto il nostro camioncino ha i 5000 km percorsi. Grande camioncino, mamma mia. Ok. Frena porco, frena porco, frena porco, porco spino. Un von Schricken 70. La 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 la. La 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 la. Ok, abbiamo un limite di 70. Vieni. Eccoci qua, su stradina, un po' di montagna. Di certo non è autostrada pura. Un Ferrarino verde, ok. Stare molto molto attento. No, Pirena, porco. Ok. Vediamo di arrivare a Padova senza sprecare troppi soldini, porca miseria. Tom Cruise Control e si gode. Va di Tom. Ecco, siamo proprio in discesa pura. Siamo in discesa pura. Frena come. Non rischiamo. Adesso devo andare dritto e girare a sinistra. No! Incidente ci siamo beccati. Ci siamo beccati l'incidente? Ma porca ci siamo beccati l'incidente. No, ma siamo sfigati però, eh. Non so come cazzo passiamo. Ecco. No, ma siamo impegolati proprio. Devo passare di qua, pensa a te.
Ecco. No, pazzesco, raga, pazzesco. Do not parole proprio. Do not parole. 6% danni il camion, 0 il carico, per fortuna. Vabbè. Cioè, solo io posso recarmi l'incidente, proprio dove devo andare io. Guarda la coda che si è formata anche. Ok, qua ci siamo. Buono. Ma che sfiga, oh, ma puttana assoluta. Non ho parole, fiori. Do not parole. Purtroppo ho perso 500 euro così. Che due maroni, che due maroni, che due maroni. Che strada questa... Cioè, non mi sembra proprio un'autostrada, ma un po' curiosa questa strada. Un po' curiosa. Si vede che non siamo in Italia, però, si vede. Paesaggi diversi, grande questa mappa stellare. Buono raga, mancano 196 km, siamo andati un po' avanti perché erano tutte strade normali, poi era buio, allora ho detto raga adesso è il momento catartico, arriva adesso che ormai siamo in Italia, siamo qua vicini e siamo pronti ad arrivare alla città di Sampdoria. Allora dove cazzo siamo? A parte fare il coglione, dove siamo? Ah, siamo a Bolzanus, siamo in montagna austrigheta. Siamo in montagna, questa è la storia della Bolzano Vittoria. Sono già tranquillo, come potete vedere Soli ho perso solo in quel tratto, in quell'incidente beffardo di Stuttgart. E adesso qua, siamo qua a Bolzano, quindi siamo arrivati in Italy. E siamo pronti a dominare le mondo. La vita, le bella, le bella, le bella, le bella. Ok. Direzione Padova. Siamo a Padova. Qua siamo in montagna. Siamo in montagna. Stradine pericolose comunque, raga. La luna illumina il cielo nero e blu. Ragazzi, qua però ci sta un come hip hip, urra! È per il come hip hip, urra! Siamo in Veneto, siamo in Venetus. Siamo sull'A27. E adesso possiamo pompare, vai pompa, come pompa. Verona e Bolzano sono di là. Siamo al casello. Siamo al casello, siamo al casello. Telepass. Potevano fare il telepass però. Eccolo qua l'autostrada. Tic tac, tic tac, tic tac. Alzati. Sbarra, alzati, grazie. Oh Jesus. Sono le 3 di mattina. La Venezione Trasporti è tornata a pieno regime ragazzi, mamma mia. 43 video su Eurotrack, è una serie molto lunga, sono contento. Eurotrack, lo sapete, è un gioco che va a momenti, a volte ho voglia, a volte non ho voglia, però è sempre attuale questo gioco, cioè me lo godo. Adesso deve uscire anche l'espansione Scandinavian e si gode. Scende la pioggia, ma che fa? I suppazz e non ci scassa du cazzo i suppazz e il cumendone va zigzag in questa strada i suppazz e il cumendone va con gli abbaglianti dappertutto. L'abbiamo visto lì, nell'autostrada del sole, a cazzeggiare e spaccare tutto, yeah. Gli so come e non mi sfrantumate, oh cazzo. Ragazzi, dopo questa merito 10.000 mi piace, c'è la canzone dell'anno. Merda.
Che manca poco e siamo arrivati. Arriviamo a Padova, nuova città del Veneto esplorata. Però sapete di avere il nostro quartiere generale adesso a Venezia, e viene almeno così è proprio reale la carriera. Se la vuoi a Verona sulla, diciamo, sulla Veneziani Trasporti Session 1. Quanto manca? 106 km. Un'oretta e 40 e siamo arrivati. E intanto è sempre più buio, è sempre più buio. Verona, Venezia e Udine di qua, ma devo andare a Padova. Next stop, Padova. Isopaz, Isopaz. Solo io tengo gli abbaglianti. Andiamo nella città di Saint-Anton, Saint-Anton. Antoine. Mi piacciono i miei zigzag come indiani, ho colpo di sonno come indiano. E si gode. Isopaz, Isopaz. E non ci scassato cazzo. Ma Vardio. Siamo un po' veloci siamo. Cerchiamo di non cappellare adesso, magari, grazie. Ora salviamo. Con il nostro Rotman, guarda come me lo godo. Iso pazzo e non ci scassato cazzo. 60 km ragazzi, 60 km siamo a Padova. E torniamo in Veneto giù, Ustreghetta. Come dicono quelli non bravi di parlare in Veneto, Ustreghetta. La vita del camionista è dura, puttane, calendari, chilometri di strada, mamma mia. Questa è la vita del camionista. Ci fanno un culo così. Polizia stradale. È stanco qua il porco, eh? Il porco è stanco. Parapero. Oh, stanco anche il culetto, non è vero. Il cume è proprio stanco, si fa un mazzo così. Con i nostri tubi giganti. Dai che ormai ci siamo, next stop, Padova. Siamo sulla 4. No. Ho fatto il miracolo. It's the miracle, mamma mia, un miracolo sportivo ho fatto. Mamma mia, miracolo nazionale. Ero praticamente in culo e ce l'ho fatta a salvarmi. Oh, che stanchetto che sono. Padova Ovest. Il porco, guarda il porco. Ciao porco. Dai, pompiamo. Ecco. Andare veloce per poi... Gira. Mamma mia. L'ho rischiata ma l'è andata bene. Doppio brivido ragazzi per il talentissimo. E siamo a Padova. Mamma mia. Che stretto qua, madunina del signor, che stretto. Che stretto. Ok. Perfetto.
Sei molto stanco, dovresti trovare un parcheggio rapido, porco rapido. No, poi vado in nanna. Siamo a Padova. Ok. Vediamo se vediamo l'Ikea, se l'hanno fatta. Dossi artificiali. Padova esplorata. Bim. 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 Boom. Che dopo c'è un po' di alberghi, per fortuna. Oh, siamo a Padova. Mamma mia, avete colpo di sonno anche a me. Siamo arrivati. Yes. Ok. Eccellente. Excellent, Kume. Excellent. Non ho perso niente. E godo le vedine pura. Ok, prossimo livello, livello 9. Raga, un saluto da Kumendo. Ve ne siamo. Ciao!